Ciao a tutti, sono Massimiliano e sono vicentino, veneto. Ho conosciuto il movimento verso la fine del 22, una serata informativa che dà l'infarinatura di quello che è il Veneto, dei diritti che te come Veneto. Sono venuto fuori qualche serata lì che mi sembrava, pensi sempre che sia qualcosa sotto, no? Ho voluto approfondire. Più avanti ho fatto un corso legge che praticamente ti va a approfondire gli argomenti che seguite la serata informativa. Lì ti vede sullo specifico e ti spiega l'autodeterminazione, ti spiega che noi altri siamo già indipendenti come Veneto, che quindi abbiamo già dei diritti che possiamo già esercitarli, cosa che sa in pochissimi. Da lì ho preso dei manuali, mi sono informato sempre di più, sono molto più consapevole di quello che è essere veneto. Infatti ho voluto fare il video in lingua veneta perché non è un dialetto ma è una lingua, ho detto se voglio farlo lo faccio in veneto. Con il movimento se posso collaboro, continuo a informarmi perché non è mai finito di imparare leggi e quant'altro, e in ogni caso comincio a esercitare quello che è essere veneto, quindi i diritti che già ci sono però vanno esercitati, poco da fare. Mica mega spinto se sta naturalmente come fatto del Covid, quello che è successo, da lì si è aperto un mondo, ho visto cose che non mi è piaciuto e questo mi ha spinto verso la ricerca insomma di qualcos'altro. Da lì ho conosciuto il gruppo. L'esperienza che ho avuto posso dire a chi che mi sta ascoltando adesso, se non altro per curiosità andare a vedere che è il sito dei Venetkens, dopo che al giorno d'oggi che è tutti i social, quindi da YouTube, TikTok, andare a cercare, vedere, solo per curiosità capire per chi che è veneto, che dà secondo me una bella svegliata, ecco. Consiglio mio, guarda, tanto tempo non si perde, con tutto quello che si guarda adesso che è inutile, forse qualcosa che risveglia mai non fa. Ciao a tutti.